po' di Oriente a Vicenza, questo è l'argomento principe di questa puntata di Viaggiando e Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, siamo sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Questa puntata sarà protagonista la provincia di Vicenza. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Museo d'arte orientale Obrietan, siamo a Brendola in provincia di Vicenza. Abbiamo già detto prima della sigla, oggi vogliamo parlare di Oriente. Ho il piacere di avere qui al mio fianco Gianmaria Obrietan, direttore di questo museo, ma di cosa si tratta? Vogliamo raccontarlo ai nostri telespettatori? Sì, questo museo è una realtà molto particolare nel suo genere, è il primo museo interamente dedicato all'arte orientale antica, però vista dal punto di vista del quotidiano, dell'oggetto d'uso quotidiano. Si trova in località Brendola, in provincia di Vicenza, ed è facilmente raggiungibile dall'autostrada A4 all'uscita Montecchio. Proprio il nostro museo, l'edificio, si vede dall'autostrada ed è un passo dall'uscita, per cui si raggiunge con molta facilità. Siamo a circa 14 km dal centro città. Un po' di Oriente in provincia di Vicenza. Sì, è un'idea che nasce nel 2005 da mio padre Gioacchino Obrietan, che da circa 35 anni si occupa di collezionismo di auto di arte orientale dal punto di vista privato. Viaggiava in Cina per lavoro, lui si occupava di industria, di altre cose, e andando in Cina molto spesso si è appassionato di arte orientale, però sempre vista dal punto di vista del popolo, delle persone che vivono tutti i giorni nel quotidiano. Ha cominciato nel 1996 trasformando questa passione in un lavoro e facendo nascere una galleria di arte e antiquariato orientale. E nel 2005 una parte di questi oggetti, quelli più importanti, quelli magari più difficilmente commerciabili, sono stati musealizzati, è diventata una collezione privata e quindi è nato il museo. Hai detto un museo che vuole raccontare la vita di tutti i giorni. Penso che quando si va a visitare un paese, quando si vuole scoprire una cultura, vivere veramente il quotidiano sia la cosa più bella. Sì, è la cosa più bella e probabilmente che tocca di più. L'arte orientale, l'Oriente non fa parte della nostra cultura, noi a scuola siamo abituati a studiare i nostri classici, per cui è più giusto, più facile e più piacevole avvicinare una cultura così esotica rispetto alla nostra partendo dal basso, partendo da ciò che fa la gente nella vita di tutti i giorni, o meglio che faceva la gente nei tempi antichi, perché gli oggetti, le collezioni del nostro museo si riferiscono a dei periodi che vanno dal circa 200 d.C. fino alla fine dell'impero, quindi al 1912. Allora, abbiamo fatto una bella presentazione, a questo punto direi di andare a scoprire assieme questo museo. Direttore, 5 sezioni, qui ci troviamo nella prima. Sì, questa è la prima sezione del museo, ci troviamo nella prima sala e questa sezione è dedicata
ad una raccolta di oggetti antichi che facevano parte delle case nobiliari, delle case dell'aristocrazia cinese della dinastia Qing e Ming, quindi del periodo che va dal 1368 al 1912. All'interno di questa sezione troviamo circa una cinquantina di esemplari antichi, come ad esempio un antico tavolo da calligrafo. La calligrafia era la più nobile tra le arti antiche, tra le arti grafiche antiche, e il tavolo Che ha un bordo un po' particolare. Sì, ecco, questo tavolo ha un bordo rialzato perché il calligrafo, che lavorava in piedi, infatti il tavolo è alto più di 90 cm, il calligrafo andava a stendere un rotolo di carta di riso e poi a fermarlo con dei grossi pesi di giada, per evitare che il rotolo di carta di riso, che la carta di riso si muovesse durante il lavoro, i bordi lo incastravano in una specie di telaio. Il pezzo è del 1590, per cui è molto antico. Le gambe sembra che siano state rifatte attorno al 1640. Il legno è un legno particolare che non si trova in Europa, è un legno che si trova solo nella parte estrema dell'Oriente e si chiama olmo rosso. È un legno molto massiccio con delle venature molto particolari. È un pezzo molto raro perché di solito tutti gli strumenti da lavoro erano soggetti ad un'usura importante, per cui non si conservavano facilmente fino ai giorni nostri. Un secondo pezzo degno di nota di questa sezione è il famoso armadio della sposa dell'imperatore Wanli. L'imperatore Wanli visse e regnò in Cina attorno ai primi anni del 1600 e aveva una sposa che diventò l'imperatrice e molte concubine. Prima del matrimonio l'imperatore fece regalare a quella che poi diventò la sua futura sposa un armadio, si chiama armadio nuziale perché era proprio tradizione in Cina regalare questi armadi dove poi la sposa avrebbe messo la dote o comunque i suoi effetti personali. E questo è un armadio modulare composto da 2 sezioni, un armadio vero e proprio sovrapposto da un cassettone il quale veniva utilizzato in viaggio, veniva spostato dalla sua posizione e caricato nel carro. È un armadio sempre in legno di olmo con una laccatura molto particolare applicata su una trama di tessuto che veniva impastata con sangue di bue, e il sangue di bue, rapprendendo, faceva da collante per la lacca. Oltre a essere laccato, l'armadio è intarsiato con madreperla, giada e avorio, e gli intarsi di questo armadio si sono splendidamente conservati fino ad oggi. È veramente molto affascinante. A me una cosa che ha colpito però moltissimo quando siamo entrati in questa sala è il vaso che vediamo praticamente qui alla nostra destra. Sì, anche storicamente questo oggetto rappresenta una particolarità, una sorpresa, perché questo è un oggetto birmano, però è stato trovato in Cina alla corte dell'imperatore a Pechino. Per cosa ci fa un oggetto birmano in Cina? Non lo sappiamo, nel senso che le nostre ricerche storiche non ci hanno consentito di sapere esattamente la provenienza dell'oggetto, però supponiamo si sia trattato di un regalo che una delegazione birmana ha fatto all'imperatore. L'oggetto si chiama Sun Ok ed è un portavivande rituale, un portavivande che viene utilizzato ancora oggi in Birmania nelle tradizioni del buddismo birmano per offrire del cibo al Buddha. È composto di più sezioni, è molto complesso perché al suo interno ha un contenitore per una bacinella di acqua calda, un vassoio sul quale si poneva il cibo e un coperchio molto bello. E la particolarità del coperchio è che sul manto, quindi attorno al coperchio, è stato realizzato un dipinto molto particolare con delle sottilissime pennellate di lacca rossa e nera. Questo dipinto è strutturato in modo tale che muovendo, quindi ruotando il coperchio ad una certa velocità con una luce puntata contro il coperchio, questo dipinto si anima come un film. But that's how it's gonna be. Straight out from underneath, and we'll see who's sorry now. If that's how it's gonna stand when you know you've been dependent on the one you're leaving now. The one you're leaving now. Direttore, secondo me è molto molto suggestiva e questa infilata di campane veramente dal sapore, possiamo dirlo, molto orientale. Sì, sono delle campane templari antiche che provengono dalla Cina e coprono un periodo storico che va dal 1460 fino al 1921. È una collezione di 43 campane ed è la più numerosa collezione di campane orientali antiche d'Europa.
E tra l'altro questa collezione, di cui 12 sono musealizzate e stanno qui in museo, le altre stanno nella galleria, questa collezione ha una storia un po' particolare perché fu voluta, non la collezione ma l'incipit che ci permise di raggrupparla, fu voluta dall'emerito vescovo di Vicenza, Monsignor Pietro Nonis, che qualche anno fa ha aperto un museo della storia della campana a Villa Colbacchini a Montegalda, in provincia di Vicenza. E facendo questo museo, preparando l'inaugurazione del museo, Monsignor Nonis ci chiese, in qualità di collezionisti di arte orientale, di recuperare una campana cinese antica, perché la storia della campana nasce in Cina più di 6.000 anni fa. Noi abbiamo preso questa commissione e siamo andati a cercare una campana antica. Ne abbiamo trovate 3 per il museo, non così antiche, circa dai 2 ai 400 anni di età, e le abbiamo donate al museo della campana di Villa Colbacchini. Però ci siamo accorti che dal punto di vista filologico, storico, la ricerca e la ricostruzione della storia di queste campane era così interessante e affascinante che abbiamo continuato da soli il lavoro fino a collezionare ben 43 esemplari, di cui 12 appunto sono visibili qui al museo. Sono campane templari che ci raccontano la storia veramente del popolo, perché la campana era un oggetto, l'oggetto principe all'ingresso del villaggio, che non solo chiamava i fedeli in preghiera, ma scandiva le ore e dava l'allarme quando c'era qualche calamità naturale oppure un'invasione di nemici. E la particolarità dal punto di vista dottrinale delle campane è che, essendo il popolo cinese di allora un misto di religioni, tra cui le 2 principali erano la filosofia taoista e il buddismo, non c'erano abbastanza risorse per costruire 2 templi, ne veniva costruito uno, e la campana riportava e riporta ancora dei motivi simbolici sia del buddismo che del taoismo, e entrambi le famiglie di fedeli andavano a pregare nello stesso tempio, e questa storia di commistione religiosa è raccontata proprio da queste campane che sono state ritrovate fortuitamente, perché tutti questi oggetti in ferro, in lega ferrosa, furono sepolti sottoterra durante la rivoluzione culturale di Mao, perché Mao aveva deciso che tutti gli oggetti appartenenti all'impero dovessero essere distrutti in nome della rivoluzione culturale. E le famiglie che non volevano mandare a distruzione queste campane le fecero seppellire sottoterra. Quindi noi, per ritrovarle, siamo dovuti proprio andare col metal detector a cercarle e poi a scavare per riportarle alla luce. Veramente hanno un grandissimo fascino. Il tempo veramente corre veloce. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimi istanti per continuare la scoperta di questo magico Oriente, naturalmente in provincia di Vicenza. Well, she said it's all gonna end and it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining, and she screams and her voice is strange. D'arte orientale Obertan, oggi protagonista a Viaggiando. Ben trovati, seconda parte di Viaggiando. Voglio ricordarvi che siamo a Brendola, a pochi minuti dal centro di Vicenza, per parlare di questo museo. Siamo nella terza sezione. Sì, questa terza sezione del museo ricostruisce alcuni ambienti di lavoro tipici dell'epoca, in particolare dell'epoca Qing e Ming, 1700 e 1800. Ad esempio viene ricostruito l'ufficio, se vogliamo chiamarlo così, lo studio di un funzionario di corte imperiale con la sua scrivania, un'importante sedia da ufficiale e soprattutto un pannello decorativo che veniva sempre messo alle spalle del funzionario, in questo caso che riporta una prosa, possiamo chiamarla poesia non in rima, che un famoso poeta scrisse in onore dello stesso funzionario. Io subito pensavo fosse una lavagna da scuola. Sì, sembra, perché è fittamente ricoperta di ideogrammi cinesi. In realtà c'era quest'usanza, le persone importanti amavano autoproclamarsi, per cui pagavano dei poeti famosi finché realizzassero delle poesie riguardanti loro. Sono dei paravento, in realtà, dei classici separé cinesi, dei paravento cinesi. Un altro ambiente che è ricostruito, e questo è stato molto divertente e interessante dal punto di vista storico, è un armadio da farmacista.
farmacista, con tantissimi cassetti, a loro volta ripartiti in comparti interni. Sulla facciata di ogni cassetto sono riportati degli ideogrammi in cinese antico che appunto indicavano la tipologia del farmaco. È una farmacia tradizionale che ha migliaia e migliaia di anni di storia, a detta di molti ancora oggi un tipo di farmacia di medicina efficace, e questo armadio conteneva appunto queste erbe o questi infusi, questi materiali organici di tutti i tipi. Si trovava anche placenta umana o pezzi di cavalluccio marino, corna di cervo, di vari animali. La cosa più interessante è stata ricostruire gli ideogrammi, perché oltre ad essere in cinese antico, i cinesi avevano una grande fantasia nell'indicare il nome del farmaco. Non erano tecnici come potremmo essere noi, ma ad esempio la placenta umana veniva chiamata qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente, come nuvole rosse del mattino. Quindi per noi è stato molto difficile ricostruire, ma alla fine, con l'aiuto di alcuni professori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ci siamo riusciti. Qui tra l'altro vedo dei manichini che hanno un utilizzo sempre da un punto di vista, possiamo dirlo, medico. Sì, e noi trovammo questi manichini a Shanghai nella seconda metà degli anni 90 e ci abbiamo messo 4 anni per capire cosa fossero. Pensavamo fossero l'inizio dei manichini che venivano utilizzati durante le cerimonie religiose. Invece non sono altro che dei manichini che venivano utilizzati per la scuola di agopuntura. Quindi il maestro di agopuntura insegnava agli allievi i vari punti utilizzando dei manichini. I manichini sono 2 perché è stato ricostruito il manichino maschile e quello femminile. E per concludere vediamo un costume molto spettacolare, molto appariscente. Sì, è una veste cinese molto colorata che raffigura sulla parte frontale un drago. Ora, noi sappiamo, la storia ci insegna, che durante l'epoca degli imperatori la figura del drago sulla veste era riservata alla corte imperiale per i maschi, come la fenice per le femmine, ma in particolare il drago era un po' come i nostri galloni, i gradi, perché in base a quante dita, quanti artigli avessero le zampe del drago si riconosceva l'importanza, la gerarchia della persona che lo indossava. Il drago con artigli a 5 dita poteva essere indossato solo dall'imperatore in persona, per cui questo ci ha fatto pensare che questa veste della fine dell'Ottocento fosse una veste di un attore teatrale che impersonificava l'imperatore, e questo è ben evidenziato anche dall'espressione e dal volto del drago, che ci fa pensare più ad un teatro di tipo satirico. E questo oggetto molto bello si è conservato abbastanza bene, l'abbiamo recuperato vicino a Pechino all'inizio degli anni '80. In all these riots of broken sound, like the last voice you heard when you drowned, oh Lord. You know, this is wind and walls and weathered leaves and terraces, and minnows in your pockets when the rapids on trails. This is not the future, but I sense it's right up there. Proseguiamo la visita di questo museo e siamo in un'altra sala. Possiamo dire che le suggestioni in questo museo non mancano assolutamente. Sì, questa è una sezione dedicata all'antica arte del buddismo himalayano, quindi siamo in una zona che comprende il Tibet, il Nepal, il Bhutan e l'India del Nord, tutta quella parte dove si stende la catena dell'Himalaya e dove ancora oggi la religione principale è il buddismo. Abbiamo raccolto numerosi esemplari dai monasteri buddisti arroccati sulle montagne dell'Himalaya, monasteri che ancora oggi ospitano oggetti sacri risalenti a tanti secoli fa, come ad esempio un libro di preghiere tibetano scritto in sanscrito, che è la lingua ufficiale del buddismo sull'Himalaya. Questo è un libro non rilegato, fatto di foglie di corteccia di legno di sandalo che venivano impregnate di un inchiostro nero e poi o a mano o con delle particolari matrici da stampa su legno venivano impressi i caratteri. Questi fogli venivano poi impilati e avvolti in un drappo utilizzando 2 copertine lignee che a loro volta erano decorate con delle iscrizioni sacre, che andavano a comprimere a mo' di sandwich, potremmo dire così, il libro, e poi il monaco, una volta posizionato sullo scanno di lettura, poteva aprire, svolgere il drappo e leggere una pagina dopo l'altra il suo libro di preghiera. Poi vediamo quest'armadio che è veramente molto particolare.
Sì, questo è un esempio classico di mobile sacro tibetano, mobili che venivano costruiti e decorati e consacrati per un uso prettamente religioso. È un armadio a 2 ante che racchiude una specie di tabernacolo a più ingressi, all'interno del quale venivano posizionate delle statuine di Buddha o di altre divinità del pantheon buddista e delle offerte, o qualche volta anche delle candele che in Tibet sono costituite da una tazzina riempita di burro di yak con uno stoppino. Il burro yak fa da cera, fa una puzza incredibile, e però è una tipicità vera e propria dei monasteri che usano questo burro di yak un po' per fare tutto, soprattutto per l'illuminazione. Abbiamo già detto più volte, in questo museo è di primale importanza raccontare la vita di tutti i giorni, e voi avete voluto raccontarlo anche quello che succedeva e che avveniva all'interno dei monasteri, con degli oggetti proprio di uso comune. Esatto, abbiamo una nicchia all'interno di questa sezione che ricostruisce quello che si chiama in tibetano un gompa, ovvero la sala da meditazione di un monastero buddista. Al centro sono stati posizionati alcuni materassini con dei tappeti sui quali i monaci si sedevano per pregare, e tra i monaci veniva posto un tavolino che si trova sia all'interno delle sale di meditazione, normalmente anche all'interno delle celle dove i monaci dormivano. Questo è un po' un tavolino tutto fare, perché i monaci vi riponevano i libri per leggere, le tazzine del loro tè, ma anche lo utilizzavano per cucinare e per scaldarsi, perché al centro del tavolino c'è una nicchia, una specie di braciere, sul quale periodicamente venivano versate delle braci ardenti da dei monaci addetti per mantenere il calore all'interno delle stanze. Ricordiamoci che il Tibet per la maggior parte dell'anno è un ambiente veramente molto molto freddo. E poi abbiamo raccolto anche alcuni attrezzi casalinghi che i monaci utilizzavano per prepararsi il cibo, come ad esempio una speciale zangola che veniva utilizzata dai monaci per ricavare il burro dal latte della ghee, cioè della femmina dello yak, e con questo burro andare a realizzare il famosissimo tè tibetano, di cui i monaci sono molto ghiotti, che è una bevanda composta da tè, latte di yak, burro di yak e sale. Questa è un po' una caratteristica molto tipica, perché chi è stato in Tibet sa che il burro di yak è un po' la bevanda nazionale dei tibetani. Poi naturalmente gioca un grandissimo ruolo da protagonista, e non si può non notare la cosa che c'è, l'immagine che c'è dietro le nostre spalle. Sì, ed è un po' l'oggetto a cui noi siamo più affezionati, perché è l'oggetto che ha dato il via, ha dato l'idea a mio padre, che è il fondatore del museo, per creare questa collezione museale. Si tratta di un Buddha, di un busto di Buddha Shakyamuni, che abbiamo trovato in Birmania nel periodo in cui era molto forte la presenza del regime governativo militare. Era stato dato l'ordine di distruggere tutti gli importanti siti buddisti con tutte le statue, le sculture e gli oggetti di culto. Quando abbiamo trovato questo Buddha stava per essere tagliato con una motosega a pezzi e caricato su una barca per fare legna da ardere. Siamo riusciti a salvare il Buddha dopo molte insistenze e a portarlo in Thailandia, da dove poi è arrivato qui al Museo d'Arte Orientale Obritan. Si tratta di un antichissimo Buddha del 1600 in legno ricoperto d'oro. Se noi non fossimo stati lì in quel momento e in quel giorno, probabilmente questa splendida testimonianza dell'arte buddista antica non esisterebbe più. Siamo ormai alle battute finali, direttore. Prima di chiudere vorrei anche parlare di una collezione molto particolare che è conservata e custodita nell'ultima sala. Sì, si tratta di una collezione di ceramiche antiche orientali che gli studiosi dell'Università di Oxford hanno denominato il tesoro di Oyan. Nel 1440 un veliero, una nave da carico antica, affondò per cause sconosciute al largo della costa vietnamita, tra il Vietnam del Sud e il Vietnam del Nord. E questa nave aveva un carico di circa 15.000 ceramiche bellissime. È caduta nell'oblio e si è dimenticato della nave e del carico per quasi 500 anni, quando alcuni pescatori per caso trovarono delle ceramiche sul fondale a 70 metri di profondità. L'Istituto di Archeologia Sottomarina dell'Università di Oxford ha condotto uno scavo che è durato più di 4 anni e ha portato alla luce una splendida di collezioni di ceramiche bianco-blu splendidamente conservate dal mare per più di 500 anni. La particolarità di questa scoperta importantissima è che prima di questa
questa scoperta si credeva che il Vietnam non producesse affatto ceramiche, quindi questa nave ci ha riportato in luce un pezzo di storia del Vietnam. Il Museo d'Arte Orientale Obrietan ha una collezione di circa 500 dei 15.000 esemplari ritrovati. You know they're always following me, so when I get there you trust me, son, and just leave. I'll catch up. This is where you're passionate of seasons and the strength, and this is where you breathe and walk in. Siamo proprio alle battute finali, direttore. Diamo delle informazioni ai nostri telespettatori, delle informazioni di servizio. Vogliamo ricordare dove ci troviamo, se avete un sito internet, quando si può visitare questo museo. Sì, il Museo d'Arte Orientale Obrietan si trova all'interno del complesso di Villa Orna, a Brendola in provincia di Vicenza, in via Einaudi 24. Villa Orna è un complesso antico del Settecento, rustico, chiamiamolo così, che ospita assieme al museo anche la Galleria Thais, che è diciamo, la parte commerciale della nostra attività. E per raggiungerci la cosa più facile è arrivare al casello autostradale di Montecchio e l'ingresso del museo ha un biglietto di 5 euro intero e di 3 euro ridotto. Siamo convenzionati con alcuni poli universitari per cui gli studenti universitari possono entrare a prezzo ridotto o gratuitamente. I nostri orari sono dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. Direttore, io la ringrazio, siamo arrivati anche per quanto ci riguarda alle battute finali, vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.